Mentre le ULSS con la riforma approvata nel 2016 dal Consiglio regionale sono state ridotte da 21 a 9, le strutture sanitarie e sociosanitarie private nel Veneto sono aumentate più che nel resto d'Italia. Si parla di cliniche, ambulatori, poliambulatori, centri prelievo, centri riabilitazione e ancora RSA, centri diurni per anziani e disabili, comunità per minori e tossicodipendenti. Tutto gestito dal privato. Secondo l'ultima elaborazione curata dal Centro Studi, Statistica e Ricerca Economica della Camera di Commercio di Vicenza, dal 2012 al 2022 le sedi di impresa del settore sono passate da 1898 a 2766 per un aumento pari al 45,7%, mentre le localizzazioni, cioè le varie sedi sul territorio afferenti a ogni gruppo, sono cresciute del 60,3%. 10 anni fa erano 3.130, oggi risultano più di 5.000. Un trend che emerge a una settimana dall'appello lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle regioni. Ha detto: il Capo dello Stato, il servizio sanitario del nostro paese è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare ai territori. In questo senso la riflessione delle regioni, in dialogo con il paese e la società, è particolarmente preziosa e importante. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 11 ottobre 2023. La prima notizia del giorno riguarda il boom della sanità privata in Veneto. In 10 anni le strutture private sono aumentate del 45% e assorbono sempre più personale, si parla di 57.000 dipendenti. 5.018 le sedi sul territorio, come abbiamo letto poco fa nell'articolo pubblicato dal Corriere del Veneto firmato da Michela Nicolussi Moro. Erano 3.130, 10 anni fa sono aumentate del 60,3% le sedi di strutture di sanità privata presenti nel territorio veneto. Nel frattempo la Regione, su indicazione del Ministero della Salute, ha tagliato i posti letto ospedalieri dai 18.845 del 2012 a 17.262, quindi 1.583 posti letto tagliati negli ospedali del Veneto a fronte di un boom invece delle strutture private. Le cause, quindi, leggiamo sul Corriere del Veneto, sono molto semplici. Il privato cresce per le difficoltà del servizio pubblico, ma anche per l'invecchiamento della popolazione e quindi un aumento della richiesta di cure. Il Corriere del Veneto dedica le prime 2 pagine a questa vicenda. Ci sono anche le dichiarazioni, c'è l'intervista al presidente del gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione ed è anche presidente Giuseppe Caraccio per Veneto e Trentino Alto Adige di ANISAP, l'associazione che rappresenta i centri ambulatoriali privati accreditati. A quanto pare un settore che non conosce crisi, scrive il giornalista. Risponde Caraccio: siamo la salvezza del servizio pubblico, senza di noi il sistema crolla. Quindi un punto di vista naturalmente interno alla sanità privata, che cerca di metterne in luce gli aspetti in qualche modo positivi. Se il servizio pubblico non fosse in crisi, naturalmente non ci sarebbe spazio per il business della sanità privata. Ma vediamo i nodi del sistema. Secondo ancora il Corriere del Veneto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un appello alle regioni. Il Servizio Sanitario Nazionale è un patrimonio prezioso da difendere. Nel 2016 il Consiglio regionale del Veneto ha ridotto le ULSS da 21 a 9. La riforma sanitaria voluta da Zaia, che ha introdotto anche la super azienda sanitaria, la cosiddetta azienda zero, che sta al di sopra da un punto di vista amministrativo delle altre ULSS e si occupa dei bandi d'appalto e dei concorsi per reclutare il personale. Intanto dal 2012 al 2022 le imprese private registrate dalle Camere di Commercio sono aumentate del 45%.
La sfida più importante sicuramente riguarda l'abbattimento delle liste d'attesa. La Regione ha avviato un piano di recupero da 30 milioni di euro per l'acquisto di prestazioni in più. Il 27% di queste va proprio ai privati accreditati. L'altro problema da risolvere è la carenza di specialisti, che ha portato ad affidare oltre il 70% dei pronto soccorso alle cooperative e a ricorrere a medici a gettone. Per evitare pellegrinaggi dei pazienti da un centro all'altro è stata adottata la presa in carico. Il centro in cui un soggetto affronta un esame gli prenoterà eventuali approfondimenti. Anche questo in qualche modo può essere un elemento di rigidità che pesa sulle strutture pubbliche. Ci sono poi le dichiarazioni del direttore generale della Sanità Veneta, Anni Chiarico, che dice: qui i convenzionati coprono solo il 15% delle prestazioni. Su un bilancio di 9,7 miliardi di euro chiuso in attivo, al privato vanno 664 milioni. Qui si parla naturalmente soltanto però del privato accreditato, cioè delle strutture che erogano servizi per i cittadini in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale e quindi pagate direttamente dal sistema pubblico. In queste strutture si paga soltanto il ticket per accedere alle prestazioni, non sono prestazioni sanitarie a pagamento, non sono quindi le strutture private che operano fuori dal contorno del sistema sanitario nazionale, proprio quelle quindi interessate al boom della sanità privata, appunto all'aumento vertiginoso dei centri e delle sedi dove sono offerti servizi spesso a prezzi concorrenziali, addirittura con quelli del ticket pubblico. Quindi se il Corriere del Veneto dedica le prime 2 pagine al boom della sanità privata, anche gli altri quotidiani affrontano la questione, i nodi della sanità veneta, magari da altri punti di vista. Vediamo i quotidiani del gruppo GEDI. Medici dipendenti, il Veneto è ultimo per numero ogni 1000 abitanti. Insomma, si parla dei medici appunto proprio del sistema sanitario nazionale. In Veneto ce ne sono pochissimi. La nostra regione indossa la maglia nera assieme alla Campania. Sono i dati contenuti nel rapporto 2023 sul sistema sanitario nazionale presentato dalla Fondazione Gimbe in Senato. Dal rapporto emerge quindi che per numero di medici dipendenti per 1000 abitanti il Veneto risulta ultimo in Italia in compagnia della Campania con 1,84 medici per ogni 1000 abitanti contro una media italiana di 2,11. Un po' meglio invece sul fronte in infermieri. Ciononostante, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, esiste ormai una frattura strutturale tra nord e sud che rischia di essere legittimata dalla autonomia differenziata. E poi anche il Gazzettino parla di sanità, della sanità veneta. Un altro fronte ancora: nord-est, no all'80% dei posti per medicina d'emergenza. A Udine rifiutate 20 borse su 21, a Padova 47 su 75, nessun candidato per virologia. I giovani dottori scelgono invece dermatologia, pediatria e oftalmologia, si guadagna di più con quelle specializzazioni. Questo è il tema delle borse di specializzazione, ce ne sono alcune più attrattive di altre e sicuramente medicina d'emergenza e virologia non sono tra queste. Bassissime le adesioni. A livello nazionale sono il 27,7% i posti nelle scuole di specializzazione che rimangono vacanti, 0 le assegnazioni per medicina interna a Udine e radioterapia a Padova, quindi un problema questo delle borse di specializzazione che si tradurrà e si traduce già in una difficoltà a reclutare professionisti per determinati ambiti, a reclutare medici naturalmente per i diversi reparti, in particolare come abbiamo visto il pronto soccorso, dove ormai in Veneto sono le cooperative private a gestire di fatto il pronto soccorso negli ospedali. Ma voltiamo pagina dopo questa lunga rassegna stampa sulla sanità veneta e parliamo di lavoro. Torniamo sulle pagine del Gazzettino, dove si parla di salario minimo. Lo fa l'Osservatorio sul Nord-Est con il sondaggio realizzato da Demos.
il salario minimo, il Nord-Est non ha dubbi, sicuramente va posto sopra i 9 euro l'ora. La media indicata da chi ha risposto si attesta sugli 11 euro e 60 centesimi. A indicare le cifre più alte è proprio la categoria degli imprenditori e lavoratori autonomi. E allora vedremo se il salario minimo diventerà legge. Il tema naturalmente riguarda la politica nazionale, le scelte del governo e del Parlamento, ma il dibattito si allarga e coinvolge anche i territori. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima sulle pagine del Corriere del Veneto: la regione trova i soldi per le borse di studio, recuperati 31 milioni di euro, sono coinvolti 3.247 studenti, fondi anche per il trasporto pubblico e il sociale. È importante tuttavia specificare che si tratta dei soldi a copertura delle borse di studio del passato anno accademico 2022-2023 che non erano ancora state completamente erogate. Il Veneto era ed è tuttora la regione con il più alto numero di borse di studio non coperte, quindi con il più alto numero di studenti giudicati idonei a ricevere una borsa, che avrebbero diritto quindi alla borsa di studio, ma non beneficiari che non l'hanno ancora ricevuta, hanno dovuto affrontare l'intero anno accademico senza la borsa di studio, in un intervento in extremis. Quindi quando manca poco, mancano 2 mesi tra l'altro all'approvazione del nuovo bilancio regionale per il prossimo anno, ricomincia la giostra, quindi ricomincia noi dubbi rispetto alle finanze che serviranno a coprire le borse di studio del prossimo anno accademico, che nel frattempo è già iniziato. L'ultima notizia di oggi riguarda invece ancora la tragedia di Mestre. Il sindaco di Venezia riceve gli eroi dell'autobus, si chiamano Bubba e Godsteam, che raccontano quella serata. Dicono: non potevamo stare a guardare, era nostro dovere aiutare quelle persone. Il Partito Democratico nel frattempo propone e chiede la cittadinanza italiana subito per i 2 eroi soccorritori primi ad intervenire dopo la tragedia. Il 25 aprile dell'anno prossimo i 3 soccorritori saranno insigniti del premio San Marco, ma appunto il Partito Democratico chiede anche che gli venga conferita la cittadinanza. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.